Noi chiediamo all'interno del decreto che condividiamo, diciamo, nella sua ispirazione di fondo, abbiamo chiesto con questa nostra sollecitazione di consentire di fatto alle persone sole di avere la possibilità nel giorno di Natale e di Capodanno e del Santo Stefano, del 26 dicembre, di essere visitate a casa, appunto in caso di solitudine e via dicendo, insomma, no? Perché sappiamo bene che quando ci sono comuni grandi, in Roma 3 milioni di abitanti quasi, fondamentalmente è molto più probabile che tutti i nuclei familiari di uno stesso ceppo familiare siano all'interno dello stesso comune. Quando invece siamo in presenza, come il Veneto con 500 comuni o in Piemonte con più di 1000 comuni, è molto probabile che appunto sono comuni talmente piccoli per cui le stesse gruppi di famiglia abitano in luoghi diversi, quindi abbiamo semplicemente chiesto e sollecitato che ci fosse un'attenzione per questa cosa molto particolare. Dopodiché è del tutto evidente che il provvedimento del governo è un provvedimento giusto e equilibrato, è un provvedimento che cerca di non buttare all'ortica e tutta la fatica fatta dai cittadini, dalle famiglie e delle imprese in questi ultimi 2 mesi per far fronte a questa seconda epidemia.